Siamo qui con la professoressa Tanda del CESIM, Centro Studi Identità e Memoria, per dare una piccola finestra culturale su quello che è l'importanza della candidatura UNESCO delle Domus de Janas appunto per l'Italia. Professoressa, buonasera, quindi ci dica esattamente che cosa significa questa candidatura italiana all'UNESCO, quindi Patrimonio dell'Umanità, delle Domus de Janas e di altri monumenti. E l'Italia ha scelto la Sardegna e i suoi monumenti per rappresentarla nel 2025. E, e L'Italia quindi ha riconosciuto l'importanza dei nostri monumenti, che sono di valore eccezionale, anzi di valore universale, nella speranza che